Una scritta offensiva contro l'integrazione e contro il neoministro per l'integrazione. L'Italia non è meticcia, Chiange rimpatriata subito, è quanto è stato scritto con lo spray sul muro del liceo scientifico linguistico Alvise Cornaro di via Riccoboni. Un'offesa non firmata per polemizzare con le prime dichiarazioni del ministro Cécile Kyenge sulla concessione della cittadinanza italiana ai figli degli immigrati e sulla revisione della legge Bossi-Fini. Sono stati gli studenti ad accorgersi dell'attacco al ministro. È veramente vergognoso. Noi appena l'abbiamo vista abbiamo provato una fortissima indignazione, perché non è possibile che in un paese civile, come dovrebbe essere l'Italia ai giorni nostri, persistano e continuino questi gesti razzisti e xenofobi. Massima solidarietà al ministro dalla rete studenti medi di Padova, pronta alla mobilitazione, mentre la città torna in prima pagina per un'altra brutta figura. Colpa di una minoranza che deve aver fatto suo quanto affermato dal consigliere regionale Cristiano Corazzari sull'inutilità di un ministro per l'integrazione e contro la cosiddetta cittadinanza facile per gli stranieri, definita dal politico del Carroccio pericolosa per la tenuta del welfare italiano. Il Consiglio di Istituto condanna l'episodio. Noi la giudichiamo sicuramente estranea alla tradizione del Cornaro, che ha sempre lavorato per l'accoglienza degli immigrati con diversi progetti e attività didattiche sviluppate nell'ambito del piano dell'offerta formativa e anche con attività sviluppate dagli studenti nelle loro assemblee. In tutte queste attività si è sempre insistito sulla valorizzazione della diversità, sul fatto che la diversità sia una risorsa e che tocca a noi cercare di potenziarla. Il governatore Zaia, che aveva criticato il silenzio del ministro Kyenge dopo lo stupro di una studentessa straniera a Montecchio Maggiore da parte di 2 uomini africani, condanna l'attacco razzista contro l'esponente del governo. È sbagliato da condannare, questo non c'entra nulla con la civile convivenza, penso che tutti noi siamo d'accordo su questo. A me spiace che ci sia questa polemica e che comunque poi si traduca anche in fatti come questi che sono da condannare.